Ladri in azione nella notte tra il 15 e il 16 agosto all'interno di un ambulatorio dell'ospedale di San Daniele del Friuli. Prelevate furtivamente 2 sonde ecografiche del valore quantificato di 16.000 euro, macchinari utilizzabili solo da personale esperto qualificato. Secondo le prime indagini il furto è stato eseguito su commissione. Come detto, ignoti si sono introdotti all'interno forzando una porta e una volta dentro, in pochi minuti, forse 2 per la precisione, hanno asportato quello che cercavano dandosi alla fuga. Le immagini delle telecamere della videosorveglianza interna hanno immortalato tutte le fasi. Solo nella mattinata di venerdì 16 agosto il personale sanitario in servizio ha scoperto il furto, allertando subito i carabinieri sul posto per i rilievi, quelli della stazione di San Daniele, che stanno passando al vaglio tutte le telecamere della zona nella speranza di recuperare informazioni utili a poter identificare gli autori del furto. Un danno non solo materiale in sé, visto che, trattandosi di macchinari speciali, tutte le visite previste con i pazienti in lista d'attesa al momento sono state rinviate a data da destinarsi, quando saranno disponibili quelle sostitutive.